Gesù che muore nelle chiese vuote, il dramma di morire in solitudine, il dramma di questi giorni, insomma, una passione, quella di oggi, che è la passione dei tanti morti da coronavirus, privati del conforto dei parenti. Dalla Basilica di San Pietro alla più piccola chiesa di periferia c'è tristezza e desolazione che non avremmo mai immaginato potesse succedere. Gesù muore e risorge ed è la resurrezione che si attende e la speranza di ogni uomo che proprio dopo questa Pasqua triste e senza sorrisi possa arrivare il momento della gioia assieme ai propri affetti. Per adesso bisognerà stare ancora chiusi in casa, un peso certamente, ma è giusto così se vogliamo accorciare i tempi del ritorno ad una vita normale. Il segno del venerdì santo è la croce, poi domenica sarà festa per la Chiesa, ma dovrà esserlo per ciascuno perché proprio nel segno della resurrezione di Cristo possa cominciare a vedersi l'inizio del risveglio dall'incubo. Per i credenti la resurrezione è una grazia, per tutti deve essere l'inizio di qualcosa di nuovo per ricominciare a vivere, come è giusto che sia.